Oggi vi portiamo a Marostica per continuare il nostro viaggio alla scoperta delle migliori trattorie e osterie del Veneto. L'Osteria Madonnetta è un locale unico nel suo genere. Chi vi entra si sente trasportato nel passato, ne coglie immagini e momenti e vive emozioni uniche che lo portano a ritroso nel tempo. La singolare osteria affonda le sue origini al 1904, questo lo sapevo, quando è iniziato a gestirla Giuseppe Polita, con Amelia e Tony. È giunta fino a noi conservando intatta tutta la sua genuina semplicità. La Madonnetta è stata meta di viandanti, punto di ristoro per soldati nella prima guerra mondiale, luogo ospite per l'illustre scrittore americano Ernest Hemingway, che nel 1918 partecipò alla guerra come autista di ambulanze e corrispondente di guerra. È sempre stata, nella sua storia centenaria, un accattivante punto di incontro per tutti, all'insegna di un'appassionante partita a carte, e questo vuol dire osteria, di un vivace conversare e di un buon bicchiere di vino. Un menù semplice che rispetta la tradizione. Ci è arrivato l'antipasto che è del cervo affumicato con dei cappucci in agrodolce. Sono molto curioso di assaggiare questo cervo affumicato. Ho assaggiato hamburger di cervo, costate di cervo, salame di cervo, ma il cervo affumicato no. Wow, pazzesco! È tipo un carpaccio un po' più speziato. Stra buono. È buono. Ti gusta? È un ragù molto contadino, si chiama così. Ci sta. No, si chiama di cortile tipo. Di cortile, beh. Vabbè, ci siamo là, insomma. È molto carotoso. È buono. Deb approved. Una cosa che a me triggera è che tipo il sugo non sia già mantecato con la pasta, col bigolo. Quindi questo forse non lo so, dovremmo fare un giro in cucina. Però sembra un buon profumo. Il gusto c'è. La presentazione forse da rivedere perché bigolo bianco. I bigoli in salsa li faccio anche io a casa e faccio la mantecatura insieme alla salsa in padella con l'acqua di cottura. Non è un difetto saltare questo passaggio, però secondo me la cucina è anche generosità e per questo ci sta evitare di far mescolare il piatto al tavolo. Sono arrivati i secondi. Trota affumicata con un pesto e patate lesse, cappuccio col ginepro sempre in agrodolce, Polpette di carne al sugo con polenta al forno. Io sono una delle hit di questo posto, quindi ero curiosissima di provarle, in quanto grande fan delle polpette. Dovrai confrontarle con quelle che faccio io, non è facile il duello. Lo so. Va bene, dopo fatemi sapere. Pronto, regista? Credo di sì. Cosa dici? Sono buone. Sono delle polpette buone. Valutami i 3 punti fondamentali della polpetta. Tenerezza. È molto morbida la carne, Ok. è buona la carne proprio, cioè la qualità della carne si sente che è buona. Secondo punto, pomodoro. Il sugo è buono, poco piccantino a differenza delle tue. Diciamo che la carne è più importante del sugo in questa polpettina. Va bene. Però si amalgamano bene. Sì, è buono. Va bene. Ora tocca a me. Cercando di capire la tecnica di cottura di questa. Forse al cartoccio? Probabilmente. Perché non vedo segni di, diciamo, caramellizzazione oppure di crosticine varie. Ci
sta bene però il profumo di sto pesto, molto basilicoso. Ha detto basilico, aglio. Molto delicata. Guarda, questo cappuccio stufato col ginepro è una vera bomba. Questo si chiama Macafame, a.k.a. Putana, perché ci dicono che c'è di tutto dentro. Insomma, un bel gioco così. Ricorda molto la pinza, che è un dolce tipico veneto, infatti. Interessante l'abbinamento con le ciliegie duroni tipiche di Marostica. Una DOP di Marostica, sono delle ciliegie molto succose che noi mangeremo molto volentieri. Molto grapposa. È proprio come la pinza. Il fondamento su cui si sostiene ogni osteria. Il cicchettino offerto. Si dice cicchetto nel trevigiano, però cicchetto invece nel veneziano sarebbe la roba da mangiare. Da mangiare. Liquore di ciliegie che sappiamo sono una prelibatezza locale. Con questa sottofondo musicale da disco possiamo tirare le somme. Siamo nella piazza degli scacchi di Marostica perché oltre alle ciliegie un'altra caratteristica è che qui giocano agli scacchi con le persone. Quindi... tipo Harry Potter, però esatto. Non si ammazzano. Questo è il totale, ma non lo mette a fuoco, ovviamente. No. Però l'ha messa a fuoco. Ce l'ha fatta. Non lo mette a fuoco. Vabbè. Però ve lo dico io, sono 74 e 50. Quindi dai, soddisfatti, ci è piaciuto, il posto molto accogliente, sì, il poi... personale preparatissimo e molto sì, a gentile. livelli molto molto disponibili, poi è bella la sistemazione fuori, anche dentro era molto bello. Merita un giro, poi anche il giro di centro di Marostica che è bello. Carinissima. Fateci sapere qui sotto se vi è piaciuto il video. Seguiteci, mettete like e ci vediamo alla prossima. Ciao Fioi!